Adesso sento un'emozione fortissima, più che altro perché questo è veramente un momento importante per la nostra vita e che sceglierà le nostre vie del futuro. È un'emozione da provare. Un po' mi mancherà la scuola. Gli esami di Stato 2025 sono ufficialmente iniziati, anche se i ragazzi sentono già la nostalgia delle aule che per ben 5 anni li hanno accolti tra interrogazioni a sorpresa, compiti in classe, risate e forse anche qualche battibecco tra i banchi. Una giornata vissuta con molta tensione già dalle prime ore del mattino, quando hanno scoperto le tracce della prova scritta, dalla letteratura di Pierpaolo Pasolini al mondo dell'economia con Pierre Brandon, fino ad arrivare all'attualità con Borsellino ed uno spaccato sulla realtà virtuale. I ragazzi intervistati hanno raccontato come le loro scelte siano ricadute proprio sulla legalità e sul lato oscuro dei social. Ho scelto la traccia C1 di Borsellino, quindi sulla mafia, sul rapporto dei giovani con la società che in questi anni stiamo vivendo, quindi colpita dalla mafia. Era una traccia che parlava del rispetto e l'ho scelta perché secondo me è una tematica molto attuale che spesso viene sottovalutata. Sono sempre stato interessato, all'argomento della legalità, della giustizia, sono contro le mafie, quindi è una cosa che mi prende appieno come tema. Era quella un po' più facile da scrivere e da raccontare, anche perché un po' lo viviamo e l'abbiamo anche vissuto in passato. L'ho scelta perché comunque mi piaceva l'argomento e anche perché mi sembrava una delle più semplici. Ho scelto la traccia C2 perché parlava dei social e quindi era la traccia in cui mi sentivo di spaziare di più e mi sentivo più a mio agio. Non tra quelle più semplici, però qualcosa che comunque riguardava ciò che ho vissuto e ciò che sto vivendo, perché insomma è molto personale, ad esempio sul cyberbullismo o sui problemi alimentari, insomma i social in generale. Terminata la prima prova, l'adrenalina e la tensione hanno lasciato spazio alla leggerezza. Tutti gli studenti infatti si sono riuniti davanti alla scuola, speranzosi di aver sostenuto un buon esame. Sono riuscito comunque a spaziare molto tra tutte le tematiche e sono riuscito anche a fare svariati collegamenti, quindi sono molto soddisfatto del risultato. Allora, penso sia andata abbastanza bene. È andata, spero bene. È andata benino, speriamo. È andata bene, penso, spero.